Ok. E andare sta andando. Per andare anda. Alright. Allora. Yes, I know. Allora, sì, mi metti in modalità managers. Money. Va bene, abbiamo sbloccato un obiettivo a sorpresa. Oh, aspetta. No, ma io ho cambiato la categoria. Ho cambiato tutto. Non può esserci Alan Wake. Ho dato prima alla fine. E non si è preso la categoria. Alan Wake è sempre presente, però non stasera. Poi ci vende un infarto a Christian. Ok. Allora. Marco, qui abbiamo aperto il piccolo laboratorio di Dexen. Ci sono 1000 diavolerie. Sì. Ma malgrado le incomprensioni, qui c'è sempre qualcosa che non va. Mai. Allora, abbiamo qualcosa da vendere. Possiamo dormire qui? E laboratorio di Dexters. Ok, aspetta, non si vede in live perché? No, si vede. Ah, io vedevo il bordino qua, ha detto ci ha accordato. Ah no, sì, è tagliato, è tagliato. Mortacci tu. Allora, a questo punto, qui Dolce Forno avrà finito tutto. Sì. Rompi bene. Ecco qua. A sto punto abbiamo minato, questi sono i bitcoin. Sì. Dobbiamo portare pure la roba ai fornitori? Cioè Ma adesso vediamo pure come stanno messi. Ai dealer. Ai dealer. Ai Agli rivenditori. intermediari, ai rivenditori autorizzati del nostro prodotto. Mettiamola così. No, aspetta. Ecco, sì, da un po' di sapore, capito? Ecco qua. Vai bene, vai bene. Saporito. Ecco. Bene. Anzi, questo non ci serve. Fuori. Questo non ci serve. Fuori. No, questi restano qua. Sciogli bene questi acidi, dai. Allora, tu abbassi qua. Ti è rimasta una goccia così. Non si butta niente. Una cazzo di goccia. Ok, perfetto. Allora. Qui è cambiata la categoria o mi sta per culare che non arriva il messaggio? No, tutto a posto. Ma che mi stai a coglionà? Tutto a posto. C'è una promozione di Crunchyroll per chi vede le live nel frattempo. Ok, top. va benissimo. Grande Crunchyroll. Ci garba. Allora. Gianmarcone, prodotto e programma della giornata. Allora, lui c'ha 1700 Benji, lei c'ha 8,98. Molto bene. Benji sta finendo la grande Eddie Purple. Ok. Noi iniziamo a portargli 4 barattoli della nuova, così la vende pure lui, e ci prendiamo tutto il malloppone che c'ha. Ok. Allora, Benji posa grana e ti prendi anche questi. Ora andiamo un pochino a casa e andiamo a vedere com'è la situazione per quanto riguarda tutta la produzione lì nuova, però già a sto punto il cruiser. Vai. Allora, il cruiser è proprio lo skate classico. Sì, va bello veloce questo qua, Giamma. Bello veloce, funzionale. Si passa anche la zona qui abbastanza con disinvoltura, Sì, circa. tranne alla fine dello No, sgrondel. qua ci vuole per forza la macchina là. Allora, ragazzi, voi Avete finito? hanno finito tutti i prodotti, Tutto, Gianmarco. cioè- Oh, guarda lui, vedi, ha fatto cose. Mamma Allora, mia. noi facciamo così, guarda, Gianmarco. Dimmi, Lozzi. Adesso avviamo la grande produzione di massa. Ok. Allora, mo te li portiamo. I soldi hai preso tutto? O c'è altro da prelevare di cash?
No, ci sarebbero quelli da qua, ma possiamo di prendere qualcosa dalla signorina. Appena mo le portiamo queste cose per fare un po'. Ah no, queste le dobbiamo portare più che altro sempre al primo per farsi un po' di riassortimento perché queste le ha finite. Sì, ma perché non sono state messe a scaffale queste? Che è successo? Hanno finito i soldi? Può darsi, sì. C'hanno ragione. Andiamo avanti per 2 giorni perché mo ragazzi ci serve e ci servite a pieno carico. 400. Gli altri 400 li prendiamo da qua. No, a te solo 200, aspetta. Ok. Voi mentre fate il tutto ci prendiamo i soldi da qua. Ok, mo li sta a fare la consegna. Ci serve. Zio Albert Wesker. La casa del sindaco. Ancora sta cazzo di casa del sindaco. Vai. Vai sulla salita. Che cazzo era? Jurassic Park? Può darsi. No, era Ritorno al futuro la Era di canzone. Ritorno al futuro, sembrava Jurassic Park. Visto una volta Ritorno al futuro. No, Gianmarcone, E non no. mi fa impazzire. No, Gianmarcone, no. Capito? Che devo fare? No, Gianmarco. Polizia, salve. No. Arrivederci. La polizia, no. No. Allora, carissimo Albert, dacci tutta questa qui. Dacci 27 di questa. A posto, iniziamo il grande ciclo produttivo, Gianmarco. Dai. Allora, torniamo indietro, ma ce ne torniamo in un'ottica di ridare tutte le cose a Benji al motello. E via. Benji, dove sei mo? Ah, eccoti qua. Allora, ci dai questi soldi che ci servono. Ti prendi 12 barattoli di questi e iniziamo tutto il ciclone produttivo di là. Sì. Più che altro, mo che cazzo dovevamo fare per andare avanti? Dobbiamo fare la meta e continuare a salire di livello e sbloccare solo cose. fa questo, sì. ok. Allora, cosa vi serve a voi? Innanzitutto col terriccio almeno un giro siamo a posto. Ok, gli ha fatto altri barattoli e andiamo a vedere se c'è l'altro. Se no cercala sempre sulla mappa. Molli molli? Ok, Molly sta qua. Dovrebbe stare qua. Oi Regen, buon soir. Ciao Reagan! Scomparsa Molly. Molly, dove caspiterina sei andata? Eri qua 2 secondi fa. Ma quando mi ha superato? Ma Molly c'hai superpoteri allora? Potrebbe essere. Regen, tutto bene? Che si dice, amico mio? 1146 ce li prendiamo. Ti prendi 5 di questi. Il problema è che stiamo sotto. In che senso? Che tutto quello che noi guadagniamo lo finiamo per ricomprare tutte le risorse per fare. Finora, noi adesso ci siamo settati, noi adesso inizia il giro di vendite. Noi dobbiamo fare solo una cosa e volevo anche provare a fare con le delivery. Così, però sono 200 euro irritati. Lo so, così, tanto poi li recuperiamo perché gli altri 2 sono pieni di prodotti e nel frattempo stanno facendo soldi. A discrezione tua. Dove vedi come procede? Da posso dire che ne abbiamo iniziato da poco. Abbastanza bene. Prendiamo 10 di fertilizzante, 10 di questi, 20 barattoli,
e servono i soldi online, quindi dobbiamo mettere tutto su carta. Allora, fortunatamente noi abbiamo il bancomatto ogni mattino, diceva il saggio, che è qua. Allora, sono nel bancomatto messo, quindi se noi facciamo deliveries, lo fa arrivare al bungalow. Ok, come arriva il tutto? In quanto tempo arriva? Vabbè, te lo dirà lui. Tra 2 ore. Di qua. Tra 2 ore. Ah, perfetto. Quindi sono 2 minuti in gioco, ok. Allora ragazzi, voi... Tu già c'ha tutto. Almeno per una fase riesci ancora a farla. C'è pure qua dietro qua, che però è cresciuta. Ok, ce l'ha. Ok. Allora, dobbiamo aspettare solo le consegne. E dobbiamo... Addio compagno di giochi. Ok, ma dobbiamo solo aspettare. Ma le hai pagate a tutte e tre? Ok. Dobbiamo pagare l'altro dealer che deve avere 300. Solo dobbiamo capire dove vanno i soldi. Ehi, Jeffrey. Con calma però. Dobbiamo aspettare sta merce che ci arriva. Manca un minuto. Tanto noi qua ma non ci dobbiamo neanche preoccupare di imbarattolare perché fanno tutto loro. Allora, io al massimo posso dare una mano. Metto un po' d'acqua così crescono le piantine più sane, forti, Dici tu. e di qualità premium. Ok, qua si è messo, qua si è messo. Ok, al momento è fermo. Allora manca la consegna. 30 seconds. Tu invece vendi comunque le solite cose. Tu vendi ingredienti. Tu vendi ingredienti e qualcosa. C'hanno tutti la tariffa fissa a 200. Allora ci manca la consegna. Ma comunque $200 per consegnare in un quartiere attaccato al tuo, ma un po' che eccessivo. Allora, per non andare avanti e indietro quando prendi tanti soldi, sì, ci sta pure, ti consegnano tutto fino a qua. No, ma $200 per staccare vicino, pare proprio che è un prezzo. Eccolo qua. Ah, da posto arriva Ah, un camion proprio resta calcio, capito? fino a quando non ti prendi tutto. Grazie. E mo se ne andrà da solo, immagino. Sì, penso che noi... Ma gli è scomparso. Va bene. Grande mago. Va bene. Grandissimo mago. Grande R. Allora, questo è a posto. Questo è a posto. Potete continuare a lavorare. Tu motivi a mettere il bel fertilizzante. Bravo, Broschi. Gli abbiamo impostato la routine, quindi lui riempie comunque gli scatoli anche nei tempi vuoti. E mo che inizia ad arrivare tutto, noi addirittura a sto punto potremmo fare... Cioè andiamo a Nanna. Facciamo passare un po' di ore liete, ma noi non possiamo dormire più qui. Siamo stati diseredati. Tutto si chiude. Già, gli affari sono affari, fin quando c'è Ho un capito, letto, gli hai dato una casa a 2 piani praticamente, a 3 scappati di casa. fin quando c'hanno modo. Dai. Tanto così loro mo c'hanno tutto per viaggiare da solo. Domani mattina ci troviamo un po' di produzione. Qui noi abbiamo completato qualcosa, ne abbiamo 2. E ce ne andiamo al dolce forno, Gianmarco. Sì. Apri il forno, metti prodotto, chiudi forno, cucina. Poi togliamo un po' di monnezza perché... Ok, questo è un problema di cui ci occuperemo domani. Questo ho avuto la monnezza qua, fai prima a metterla tu La dentro al vado a tuo coso buttare e la giù, svuoti la vado a fuori. buttare giù direttamente. Con tutti bene. Allora, qui abbiamo... Ma più che altro i soldi che questo. fa quella con la monnezza, dove vanno a finire? No, ma lei la butta solo nella pattumiera, Ma non li merda butta in umana. quella... Non si può pagare quei soldi della No, monnezza. purtroppo no. Sta vacca. Allora, facciamo quest'altro. Ho fatto un sacco di metto ultimamente. Vergognati. Questo, iniziamo a prenderlo. È E l'ora dello questo. sbusto, è l'ora del pacchetto.
Se facili potremmo vendere pure noi a volo a volo. Questi poi iniziamo a venderceli noi, se qualcuno li vuole. Non ti preoccupare. Allora. Fa chi trovo. Senti, vuoi? Tu? Vuoi? Abbiamo trovato delle pepite, le vuoi provare? Volete assaggiare le Dici nostre l'effetto che pepite? fa. Basta Allora. ancora le buste di monnezza là sopra. Che a quanto pare abbiamo scoperto non servire là, ce le mettiamo nel laboratorio qua, lo zio su. Cioè poi da si farma pure i cosi della gli altri. Beh, però intanto il latte era poi sempre pulito, già sì, no, ci stava sì. bene così. 2 e 3. Mettiamo tutto qua. Poi. Allora, cristalli freschi di giorno, tipo le uova. No. Salve. Compratevi cristalli. Qualcuno? Clienti, accorrete clienti. Dove cazzo state tutti? Ma sono le 8:25, dove siete? Nessuno fatica. Bussa qua. Ehi. Donna? Donna, allora. No, come no? Non vuole. Okay. Dov'è la mia stanza? Ok. Che nessuno tocchi quella stanza. No. Poliziotto? No, zitto, che cazzo fa? Che c'è una droga addosso? Poliziotto? No, polizio, andate pure. Non ce l'abbiamo neanche il veicolo, quindi problema risolto ancora più facilmente. Allora, raccogliamoci un po' di soldi da Benji a sto punto, visto che siamo qua. Adesso 608, che male non fanno. Sei messo anche mediamente bene. Vendi bene, Benji. Non ci sono clienti. Cazzo è possibile non c'è nessuno, sì. Oggi è domenica e sono tutti in chiesa. Vai, porta a porta. Oh, c'è un possibile cliente. Ah, aspetta, che lui è cliente fisso. Aspetta, ehi. A posto. Fatto. C'è qualcun altro? Non c'è qualcun altro, ma noi nel frattempo, visto che avrà finito la cottura, 3 minuti ancora. Devo mettere tipo un cartello qua. Prossima cottura tra. Così avvisiamo e facciamo un po' di pubblicità. Ma noi stiamo facendo le pizze già. Poi non ci stanno le pizze. No, ma se noi mettiamo anche un piccolo forno, capisci? C'è pure il ristorante Philville. Che è una farmacia. Comunque. Che è una farmacia. Dove lavori tu in incognito e smerci la merce. La mia c'ha un altro nome. E sta a Napoli. Ma questo è per depistare, capito? Ah, per depistare. Ehi. No, questo vuole il free sample, oggi per Aspie, non ci regala 5 di metanfetamina, ti voglio bene. Però è un nuovo cliente, Gianmarco. Ho capito, ma uno di Met, dai. Ma tanti soldi, mo li facciamo. Ma costa fare la Met? Vendi, fattura. Se facessi questo lavoro finiresti ucciso in 2 giorni. Non credo proprio, non credo. Al momento le cose vanno. Tu. Però tu sei una merda e te la già dice, però devi comprare. Acquista la nostra merce. Comunque sono prodotti che ti portano un attimo ma problemi, no, sono perfetti, non hanno problemi nostri. Allora, visto che non troviamo clienti di qua, andiamo non ci sono controindicazioni. Non fate i tagliandini sulle scatole. Esatto. Quindi il comune ha notato che l'acquisto di barattoli è aumentato del 200% negli ultimi giorni. Sì. Bravi ragazzi, bravi. Ma come fanno? Tieni un campione gratuito. Sì, infatti non è il massimo. Fu così che non lo videro più a casa. Allora. Sì, tanto fanno tutto. Lei ha sentito il rumore? Quante buste? Già fatto un sacchetto. Brava sacchetta di donna. Qui mettiamo a posto tutto. Ok. Tu qui stai facendo barattolini San Montana a tutta forza. Te ti ho messo? Sì, ok, ti occupi anche di questo. Se ti occupi anche di questo, eventualmente... Ok, vabbè, si potrebbe pensare di prenderne un altro. Allora, tu come stai messa? Stai messa bene. Oh no. C'è qualcosa? Senti, prenditi pure questo. A questo punto. Allora, mentre i nostri bravi lavoratori lavorano, noi a questo punto ci andiamo a risolvere proprio questo problema qui. L'altro dealer, dov'era? Ehi, la fai prima. No, aspetta, non il dealer, ma la pusher.
Dove dobbiamo pagare? West face of warehouse. Ok, qua. Salve, ci abbiamo niente. Guarda, controlla, guarda. Pulitissimi. Pulitissimi, splendenti. Ma non ci abbiamo niente. Vai tranquillo. Abbiamo venduto tutto. 5 Piace, bro. Allora, dovrebbe essere qua giù. Ok, eccoti qua. Sì, ci togliamo il debito. Yeah. E siamo a posto. Poi mandiamo un bel messaggino. Altri 5. E servivano questi più. Dobbiamo fare per forza così per farceli inviare a casa. Però ce li facciamo inviare direttamente al laboratorio nostro. Erano il Phosphorus e l'acido. Erano questi qua. Ce li facciamo arrivare al Sweet Shop. Sì. Non c'è un loading box, quindi non si può fare neanche. Dobbiamo aspettare le 5 all'ora e ce li compriamo noi manualmente qui. Allora, come possiamo ottimizzare? Possiamo ottimizzare così. Allora, salve. Ciao capo. Perché era l'ultimo che poteva fare lui, quindi lo stiamo sfruttando al massimo delle potenzialità, che ne segue 8. No, abbiamo fatto incidente. No, scusa. È vivo? Scusa. Ok, tutto a posto. No, male. Il bro si è abboccato bello e buono a terra. Allora, noi ci mettiamo l'ultimo. Qui. Con questo qui, così dovresti riuscire a muoverti tranquillamente. Facciamo, tu ti occupi anche di questa. Questa qui, per esempio questa qua, col fertilizzante, e mi porti tutto qua, anche se, vabbè, tanto tu sei fisso, quindi a sto punto, come c'è tutto, prepari il tutto. Ok, lui sta imbustando, loro stanno facendo, nuova produzione avviata. Te raccogli tutta la spazzatura. Ok, al momento sta andando. Allora, i dealer come sono messi? 632, un 62,5, 41,16, ok. Allora, la produzione, quella lì un pochettino più grossa, è avviata. A questo punto ci serve altro fertilizzante. Serve il fertilizzante e un po' di terriccio. Facciamo così. Deposita tutto. E facciamoci arrivare a casa. E però il terriccio non ce l'ha, quindi dobbiamo fare fertilizzante, ce l'ha fertilizzante. Allora facciamo 10 di terriccio, 20 di fertilizzante, state a posto per un bel po'. E una quarantina di barattoli, così siamo a posto per preparare tutto. Allora ce li fa arrivare al bungalow. Ok,
A posto. In questi giorni ci andiamo a prendere il materiale per la MET. Qui si sta riempendo già a 10 barattoli. Ok. Giusto, ha ragione. Sì. Ha perfettamente ragione con quello che sta dicendo. Collect dead drop. Ah, ecco, aspetta, ci hanno preparato il pacchetto lì con la MET. Aspetta. Allo skate park. Yeah. Permesso, permesso. Ok, prego, prego. No, prego, controllo. Vai, vai. Grazie. Allora, dice che è qui. Eccolo qua. Ok, almeno già abbiamo qualcosa che possiamo posarci qui. In contanti, volevano al mercato nero. Sì. Attenzione, no, Scusate. c'ha investitozzo, però non è successo Ah, niente. troia. Siamo tutti vivi, anche il poliziotto. Allora, prendiamo 1000 in contanti. Facciamo semplicemente di qua. Sono 5 di questi e 5 di questi. Ok. Se questo è il casino medio, cosa può succedere venerdì? Post rivoluzione industriale. Tanto rumore e tanto bordello, Regen, tanto. Ma proprio tanto assai. Above room, diremmo. Azzafungara. Allora, a sto punto, 1, 2, 3 e possiamo fare di nuovo qua. Ok, qui si abbassa, qui si versa. Secondo te, se vado in un centro dove davvero producono droga e dico guardate, ho giocato sto gioco con buoni risultati, mi assumono? Non lo so. Non potrebbe essere considerato un'esperienza formativa questa? Dico, posso partita finale del Napoli? Sì, sì, no, appunto, Regen, se succede, Sarà bordellone? è probabile in realtà che quella sera non mi sentirete, perché mi sa che non riuscirei Cioè, né a arrivare né a bordellone. tornare. L'ultima volta siamo riusciti per puro miracolo a fare qualcosa, però calcolando i tempi, stavolta è un attimino più difficile. No, vediamo un attimo come si mette la situazione. No, perché tanto spareranno fuochi tutto il tempo, poi tipo Capodanno fino a una certa ora, quindi... Allora, qui abbiamo riempito, questi li mettiamo qua, però queste sacchette qui, devo essere sincero, Se va bene, certo, Regen, se va male non ci sarà un'anima, ci sarà quindi silenzio se volete che tombale. il Napoli vinca lo scudetto, tifate per il Napoli, se volete vedere Gianmarco, gufate per il Napoli. Ecco, la scelta No, si riduce a questa. onestamente, meglio si vince un Napoli a questo punto. No, poi c'è malumore per le strade. Meglio se vince, perché c'è un casino, poi dopo viene a crearsi un brutto precedente. Allora, qui non ne abbiamo altri fatti. Così se va bene, sabato che poi vado al lavoro non viene proprio nessuno al lavoro, mi azzecco nel deposito e buonanotte a tutti quanti. Siamo nel Pedal 5, Full Spectrum Groove Light e delle batterie. Ok. Per la crescita forse della guida? Allora, Machu Picchu hai tu, io, non azzecco. Ci azzecco Machu Picchu secondo te? no, forse quest'estate vado lì. Ah, penso che... voglio in Napoli, non sa mancare Machu Picchu. Abbiamo tolto il problema da mezzo. Questo non si toglie. Gira, 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 gira bene. Questi acidi pazzi. Tempo gira che cuoce questi questo. acidi. Sono proprio Cioè, ma siamo passati alla fase 2, ma stiamo rifacendo la stessa cosa che facevamo all'inizio. Ecco. Fango. Allora,
Ok, mentre tu sei partito, noi iniziamo a mettere questo qua. Aprire bene, A posto. chiudere bene. La fabbrica dei mostri, vai. A posto. Cucina questo pazzo forno. Qui cuoce. Pazzo forno assieme A a questo Re. punto andiamo a vedere un attimo, anche perché Reigen. c'era la consegna che poi non ho ritirato. Aspetta. Reigen. Reigen. Messaggi in codice. Questo è sempre fatto quando provo il microfono. Ah, ok, il check. Sì. Allora. Cazzato nero il ragazzo. Sì, c'è proprio la presa sul personale. Come affaccio? Gli chiedo qualche informazione. Cioè, Fratom. Allora, qui la collezione cresce. Se forse, secondo me, Regen non ha sentito che ho detto. Regen, hai sentito che cosa ho È detto? acceso? Sì. Ah, ok. È acceso, Ok. sì, tutto a posto. Aspetta, togli pure questo. Sicurezza. Ok. Posto? Sì. Regen, hai sentito qualcosa? Ti è arrivato un messaggio? Sei vivo innanzitutto? Che magari si è allontanato. Ha un po' gracchiato. Ok. Cerca di mettertelo un attimino più in alto, non girato così se possibile. Così. Sì. Un attimino se riesci a bloccarlo un attimino pure. Regen, Suka. Questo è un messaggio d'affetto alle popolazioni terrestri e non. Terrestri e non. Allora, 16 barattoli, ok. Ma iniziamo a fare Perfetto, le vendite, quelle grosse. Allora, tu come sei messa a materiale? Prendi altro, vai, prendi Allora, altro. Vendi tutto, vendi tu tutto. arrivi a 20 con questi e stai bene così. Va buono così. Vabbè. Vabbè, volete provare qualcosa? No. No? No. Ehi, attento. No. Arrivederci. Arrivederci. Sì. Allora, fortunatamente si è fermata. Però ti aveva Così. fissato bene. Allora, tu vuoi qualcosa? Assolutamente no. Ah, tu sei donna? Ok, vediamo qui se vogliono qualcosa. Salve, c'è nessuno. Salve. Ciao Molly. La pistola da fieno in sto gioco, sì, si può comprare, Le abbiamo Regen. trovate nel mercato nero. Però fino a mo' nessuno ci vuole picchiare. Al momento stiamo andando in maniera pacifica. Sì. Benji ha bei soldini, Benji. Allora, a questo punto queste te le prendi. Non stanno vendendo quelle là singole, non le riescono a vendere. Pure l'altra ce n'aveva una che non aveva venduto ancora. Adesso la provo io. Ehi. Bello. Ah, no. Sam, brutta persona, Sam. Se no, vai dai clienti nuovi, gli offri il campione gratuito, gli offri queste. Ci cerchiamo un nuovo cliente? Sì. Mi gusta. Tanto sulla mappa te li fa vedere. Potential customer, Giorgio Green, Giorgio Verde. C'è Giorgio Vanni, c'è Giorgio Benji è il Verde. primo che finirà nel Mogano, allora. Aspetta. Regen, se succede... Pensa Polizia. se veramente ci ammazza. No, ma chi sia commissariato? Vedo che la gente ha un po' di problemi di mobilità, per quanto possibile. Allora. Polizia, tutto bene? Mi puzza di traditore. Regen, se Benji ci vuole inculare, prendiamo e lo ammazziamo. Il problema non si pone. Io penso che... Beh, un attimo un problema alla gente. Godiamoci lo spettacolo. Ok, è entrato. Allora. Salve, Giorgio, non ti mettere a vendere davanti. Si è appicciato un pinello davanti a loro. Sei d'accordo? A posto. Nuovo customer. Regen, questa è un'assunzione. Noi ci dissociamo da queste affermazioni. Noi adesso andiamo a... donna. No. Dissociamo. È vero che anche io ho conosciuto molte donne che non sapevano manco guidare in strade normali e tranquille, però altre sanno guidare molto meglio di alcuni uomini che ho conosciuto. Quindi mia mamma è un pilota di Formula 1. C'è una sorta di parità. Una donna totalmente fuori controllo. Ciao Meg. Campioncino? Ti va? 86, ti piace questo, dai? Campioncino, dai. A posto. Sbloccato altro customer. Allora, volendo vedere un attimo i prezzi delle auto, ma giusto così per capire. Secondo me 3-4 mila noi vedemmo l'altra volta, ma non ci fermammo. Salve, abbiamo dei soldi. No, forse pure di più. Pure un po' di spazzatura a terra, però, Quanto costa un veicolo?
5.000, cazzo, the shitbox. mamma mia. Dobbiamo sempre partire dalle basi, Gianmarco, quindi 5.000. Va bene. Sì, però 5.000 per la shitbox, dai. Ho Arriviamo a capito. 9.000, prendiamo la Viper. Allora, noi iniziamo a vedere innanzitutto il posto più grande quanto sta. Infatti, come dovremmo arrivare a fare 9.000? Mo' non lo so. Quindi noi iniziamo a metterci qualche... ci compriamo qualche business. Allora, che è vero che lo skateboard è veloce, però la macchina c'ha un po' di sfizio, capisce di più, magari puoi andare anche a vigliacche. Ok, dov'è che non lo trovo mai? Che cazzo sia? Mi serve l'agenzia immobiliare, ma non ricordo dove sia. Però c'è sulla mappa, mi pare. No, non c'era... Ah, aspetta, di qua, questo qua. Real Estates. Ciao Ok, Gino. allora 4.000 ci possiamo comprare la lavanderia. Sì. 5.000 car wash e il taco triggers più avanti. Allora noi dovremmo arrivare a 25.000 Mamma mia. come checkpoint intermedio per farci la fattoria. La Minchia, fattoria. 25.000. Possiamo mettere Benji nel cofano. Va bene, reghe. Diciamo il dealer volante. Cioè lui scende dal cofano, vende e poi ritorna là dentro per non farsi vedere. Allora abbiamo altri potenziali customer. Ok, ce n'è uno lì. Come però faceva non Pablo abbiamo- Escobar quando era ricercato per girare a Medellin. Girava nel bagagliaio dei taxi. È una tecnica che funziona. È stata provata, funge. Io sono Pablo Emilio Escobar Gaviria. Non ho staccato io lo skateboards. Allora, Su dove sta il potential customer? Così. no, sta andando un attimo di qua per cambiare, visto che qui è finito. Possiamo prendere qua. Ok, con calma e tranquillità si ottiene tutto. Allora, grazie alla magia della tecnica, immustriamo e mettiamo questi qua. Allora, ce ne abbiamo 4. Allora, ma adesso abbiamo idea di andare, salve. Più che altro non dare il barattolo di metta a quello per attirarlo a noi, ma gli dare un barattolino normale di questi. Sì, si chiama il taco, si butta un barattolo di guida. Va tutti bene. Come cazzo sta? Ok, ragazzi, perché siete fermi? Hanno finito già i soldi, così. Ok, Vabbè, lei tu sei ok. giustificata. Tu mi scusi? Hai ragione. Finito i soldi. Hai ragione. Mamma mia, che Aspetta. rapina. Allora, ragazzi, facciamo così. Aspetta, però questo è lui. No, la metto a tutti, già, ma aspetta. Mi metto per 3 giorni, visto che stiamo aumentando i ritmi. Adesso l'ha ancora. E mettiamo pure lei a 600. Ok. Ecco. No, perché se no hai capisci, un attimo un piccolo problema logistico poi. Sembra che stia pulendo il tavolo nel frattempo, però lui prende, crea. Ma poi c'ha il macchinario, ma usa il macchinario. Ok, sta imbustando, sta facendo. Ok, lui prepara. Qua è cresciuto tutto. Come piantine ce ne hai ancora 729. Riusciamo anche a farci un bel po' di soldi e via. Guarda che lavoratori intelligenti. Mamma mia. No, ti posso rinominare Reagan. Dai, fatti rinominare, dai. Dai, aspetta, dov'è il tuo letto? No, non ti posso rinominare. Vabbè, lui è Reagan. Allora, ecco qua. 4 barattolini. No, 5 barattolini.
Allora, la ditta è ben avviata. Sì. Noi dobbiamo occuparci solo della meta al momento. Se no, altrimenti noi potremmo metterci un altro lettino o qui o nella vecchia casa o pensare di tornare a Mi pare dormire che nel questo è già il motello. limite. Puoi mettere qualcuno a lavorare nel motello se vuoi. No, mettere a lavorare un chimico Mm? nella casa E tu della torni. signora Chen. Mamma mia. Mamma mia. Così nel frattempo noi imbustiamo soltanto e lui prepara il tutto. Dice, almeno però possiamo dormire insieme. Almeno dormiamo in compagnia, capì Gianmarco? Brutto dormire da Però solo. costo, lo zindaniamo manca i soldi pochini. Allora, noi adesso ce ne torniamo di là perché dobbiamo andare a dormire Comunque per sarebbe un forza di lavoro là. veramente rilassante se fosse legale. Allora, se vuoi fare il botanico, lo puoi fare lo stesso, Con i Regen, fiori. però lo devi fare con tutti i fiori, Però ovviamente. sto sistema lo puoi applicare un pochino a tutti se si tratta di vendere qualcosa. Allora, deposito. Ci mettiamo tutto su carta. Siamo a fare la fase 1 senza finire sotto un veicolo. Siamo a fare, dacci un letto. Gendarme, stiamo andando a letto, Non a abbiamo caso. 4 barattoli. Non sei attento? Ok. Va bene? Ok. Ma infatti sul balcone. Ah, c'hai un orticello, Regen, bello. Che ci Io ho coltivi? ripreso a giocare a Stardew Valley. Io dovrò farmi un giardino prima o poi nella vita. Mamma mia, no, ti prego, non farlo. Mettilo a Gianmarco, fianco là. Mettilo a fianco al non suo. ci entra. Aspetta, C'entra, aspetta. c'entra. Però lui poi riesce a dormire? Tu non ti Non è preoccupare. che quelli sono simbolici alla fine. Non le me... Regen, fai una clip per piacere, perché è accaduta una piccola magia. Allora, vai a dormire e vedi se ti... Dormi in questo e vedi se ci fa uscire fuori. Ti prego, ti prego. Così veloci... anticipiamo anche i tempi. Questo è uno shortcut. No. Niente shortcut. Va bene. Qua, finito. Facciamo questo. Mettiamo qua. Butta sta merda. Tu ti metti qua. Butta sta merda. Gira un po'. Ma adesso ci facciamo i soldi e stasera lo assumiamo pure. Basta. Basta con il lavoro manuale. Forniamo i mezzi a tutti, però basta. L'abbiamo provato, ci siamo divertiti, ci è piaciuto. Una volta, 2 volte, 3 volte, 5 volte, 6 volte, 20 volte no. Sali. Ok. Allora, qui nel dolce forno mettiamo questo. Metti bene. Chiudi forno. Cottura. A posto. Prendiamo un po' di mozzarella che è caduta a terra. Allora, a posto. Ufficio pulito. Lasciamo anche la porta aperta perché non abbiamo niente da nascondere di quello che stiamo facendo. Nel forno c'è solamente cristalli di metanfetamina. Che sarà mai? Che sarà mai? Tanto in sto paese sono tutti drogati, quindi c'è pure normalità. Questo è vero. Allora, andiamo un attimo da lui. Quello costava 1.800. E tu già ci dai 1.000, già va bene così. Come sei messo con le cose? C'ho ancora, c'ho ancora. Ma quella era la mette che avevamo imbustato. Ah, se le auto imbusta lui per andarsene a vendere. Noi gli diamo in barattoli. Lui se li mette nelle bustine e lui li va a vendere in bustine. Ok. Ci fa solissimo. Allora, quindi questi qua tu tieniteli. Guarda, te ne diamo 2 a te. Prego, molto gentile. Mentre arriviamo... Ah, aspetta, a sto punto, scusami. Perdonami. Perdonaci solo un attimino. Se proprio dobbiamo fare dei nuovi clienti, a questo punto ci proviamo con le bustine singole. Ci sta. Allora, il cliente nuovo... Corte guardie. Il cliente nuovo dovrebbe essere qui.
quindi sei tu. Allora, tu hai glowing, spicy e laxative. Vedi che percentuale di danno. Prova questo. No, questo non ce li dà, non ce li abbiamo. 88, vai. Vedi un attimo, come se baciassi. E anche lui accettato. A sto punto, come siamo messi con le conoscenze? Un cannone di Met. Marco dei gustibus, Mi no, mancava disputando questa est. cosa, il cannone di Met. A ovest, a sud, dipende un attimino Allora, questo dalla vedo cosa. pure abbiamo fatto. Allora, anche tu ce ne hai 8 su 8. Tu addirittura hai 82 di quelli. Ti dobbiamo portare qualcosina. Al momento ce abbiamo tutti quanti ce li abbiamo dei due quartieri dove siamo. No, l'ho già comprato recentemente. Allora, a sto punto facciamo così. Salve. Salve anche a lei. E ci facciamo dei gentili con la polizia. Sì. Ci abbiamo 78.000 cose addosso che potrebbero ci farci arrestano, poi dopo piangi tu. Allora. Ehi, Ciccio? E allora? Ah, Come non c'è niente? Come non c'è niente da fare? Non c'è niente da fare, ha ragione. stanno crescendo. Ha ragione. Ha già imbustato qualcosa. Ok, aspetta. Sì, c'è Ha un po' da fatto pure un bel raccogliere. rifornimento di barattoli, dato, sì. Bene. Abbiamo 1000 di qua, 1000 di là. Oh, c'è spazzatura Gianmarco. Mi preparo? No. Che abbiamo del personale qualificato Gianmarco. Sempre. No, lavora molto Poi si blocca nelle porte e ti butta per l'aria. Però questo è un altro discorso. Allora. Lui prepara e imbusta tutto. Barattoli al momento ne hai. Ecco qua, guarda. Lui prende barattoli, mette barattoli. Imbusta. È arrivato proprio. No, non mongolo. Finale un po', hai capito? Un po' Strascicate, aperto, fa sì. più effetto. Tu intanto pianti cose nuove. Solo a sto punto io direi, per non fermare questa bella giostra che si è andata a creare, Giamma. Carissimo zio, dove stai? North end of the overpass. Ah, ok, pure qua vicino. A sto punto, se ci pensate, questi si fumano una roba che spesso ha come solvente il kerosene, carburante per motori jet. Sì. E mi ha dato anche un'ottima intuizione che a sto punto Gianmarcone, De Gianmarconis, dobbiamo vedere i materiali per fare una meta un pochettino più, che noi la facciamo povera al momento, capito? Non rende la qualità dei prodotti che vendiamo su altre categorie, quindi no, aspetti, qua in alto. Ok, eccoti qua. Salve. Ok. Ok, no, 23, ok, li abbiamo presi tutti. Allora, tu vuoi questo e tutti questi? Tu te ne devi andare a quel paese. Ci ho fatto pure lo sconto e l'offerta vantaggiosa, niente. Downtown la dobbiamo sbloccare, si sbloccherà a livelli già, ma... Allora, siamo anche in orario per l'amico di Gianmarco che a breve tornerà. Ragazzi, non chiudete le porte in faccia però. Ok. A posto. Materia prima c'è. Qui si sta riempendo. Già stanno 15 barattoli.
Devo fare un attimo un giochetto, Gianmarco. Vai. Si bugga l'interruttore, però Ok. un altro letto qui. Ma non ne puoi mettere un altro dipendente, così, sono 3. Qui non c'erano 5 persone. Ah no, è che il prossimo che ce ne vanno 5. Su quello mi No, stavo aspetta, confondendo. aspetta, però aspetta, no, forse c'hai ragione. No, forse hai ragione tu, così. Come possiamo vedere? Da dove si vede? Dobbiamo andare al tipo? Lo facciamo così, lo facciamo così. Allora, che ore sono? Sono le 3. Posto auto è 1, però Allora, forse erano più letti possibili, tanto fino a costa 6 1000. persone. A noi serve un altro botanico che ci dà una mano. E i soldi mo ce li abbiamo tranquillamente. Catroia. Prenditi un attimo tutto qui. Prendi pure le No, sacchette. non Non c'è se le prende le problema, non si sacchette. prende la sacchetta moneta. Pensavo si prendesse le sacchette. No, non è droga. Allora, Scusami. magari la può mettere dentro per nasconderla. Non c'è spazio. Poi sistemiamo. Dobbiamo fare assolutamente 2 passaggi. Che sono? Allora, innanzitutto non abbiamo niente, quindi siamo puliti. Oh, il dottor V, buonasera. Buonasera, dottor V. Andiamo adesso, compriamo il letto. Si fanno le 5. Assumiamo il botanico e vediamo se ce lo fa mettere a casa nuova. Signor poliziotto, non abbiamo niente. Madonna mia. Cioè, si pensano che noi andiamo in giro con della droga addosso, ma io non lo so. Allora. Comunque siamo i più grandi spacciatori di zona finora, eh. Allora, compriamo nuovo letto. Aspettiamo che si fanno le 6 di là e ci possiamo vedere di prendere questo nuovo. Dottor V, tutto bene? Il microfono ce l'ho sempre acceso, sì? Ok, tutto a posto. Benji è fuori a fare consegne. Bravo Benji. Lavora. E noi andiamo in anticipo al mercato nero un attimino per capire com'è la situazione. 1500 in contanti ce li abbiamo. Tu Come apri alle tanto 6. c'è il bancomat dentro. Abbastanza bene, alcune cose stanno andando per il meglio e ci saranno presto notizie. Poi ti faccio sapere con Ecco qua. calma. Ma Buonasera basta quello. spacciare, mannaggia. No, lascialo stare. Lascia stare quella divinità dov'è, così ci Che... evitiamo anche danni ed eventuali ritorsioni in merito. Buon Provate qui. sgabello anche a lei. Buonasera quello. Il solito Chiamate, sembra che devo animale. andare fuori al mercato nero e devo aspettare un'ora fermo per entrare e Capite, comprare. Rosy? Ma se tu vai prima non è colpa sua. Non ci sono Vai più i più mercati tardi. neri di una volta. Ma c'ha l'orario di apertura, ma perché deve aprire quando dici tu? Non abbiamo Scusa. neanche niente da vendere, quindi Oh, Rosy, c'è un guarda, cazzo, guarda il guarda, pane. per divertirti, guarda che faccio. Faccio Ah, fare una perquisizione. Ehi? Sì. Allora, uno skateboard è un letto, è un raccoglitore di spazzatura addosso. la divinità corrente mi ha scomunicato, adesso devo rivolgermi a un'altra. Beh, c'è Ma se interessante. utilizzi questo sistema, forse è questo il motivo per cui ti scomunicano. Ci hai pensato? Sono le 6. È aperto il mercato nero. Allora, vediamo se il piano può funzionare. Mi assumi un botanist nel bungalow 1400 e lui costa 200. Ah, tra l'altro Rosy, Fatto, già me l'ha tramite messo. la pagina di tuo fratello, Ok. questa notizia che non sapevo, il 22, il 7 giugno alle 22 c'è il Future Game Showcase. Oltre 40 giochi in Sì, sì, mo arrivo adesso comprese le il... anteprime Ma mondiali. Gianmarco, tra un po' c'è il Summer Game Fest, cioè è Capito, il Rosy? periodo è quello, C'è ci un po' di siamo. roba, Ah, nuovi giochi. Sperando di divertirci un attimino e titoli nuovi, soprattutto nuovi, non le solite cose che ricicciano fuori in un certo modo, Se ti perché c'è interessa, su Epic regalano Dead Island 2. già riscattato. Perfetto. A posto. Signor Quello, per il resto tutto bene? Allora, abbiamo un bel po' di barattolini, 21. Mica male. 21, non sono male. Allora, se ne mettiamo questo qui, tanto serve soltanto per appoggiarsi. Quello nuovo, anzi, quella nuova sei tu, Sandra. Allora, signorina Sandra, lei mi lavora.
qui, mi dorme qui. Ma su Instant Gaming mi era uscito The Last of Us parte 3 ieri, non è che Ma fanno mai. cioè, no, ma che qualche errore, stanno programmando qualche pagina e forse l'hanno fatta uscire fuori prima del tempo, ma quando ma... E sta bene, e sta bene quello. Soca. Allora, tu prendi tutto da qua, ma mo mica vai in contrasto con quello, no? Lavorate amorevolmente su tutta la produzione. Ah, aspetta. Questa cosa qui, dobbiamo mo un attimo cambiare. Allora, questi 4 qui non me li guardi più. Ok, questi qua non te ne occupi più tu perché questi qua li facciamo vedere a lei. Allora, e mi fai 1, 2, 3 e una 4 con destinazione e tutto già segnati nelle impostazioni di prima. Uno lavora di qua e uno lavora di là, così vi dividete il compito e raccogliete prima. Ok, sta andando, tranne la signorina Sandra qui perché giustamente Su banca a te, molto bene. Anche se sarebbe più corretto dire Sega data la sua forma anatomica. La cosa interessante è che aveva dato ad uscita del 2027. No, raga, non fidarti. Non no ragazzi, noi fidartene. ci vediamo alle conferenze, vediamo un attimino quello che succede, ci faremo o delle grosse e grasse risate o saremo molto gioiosi. Mamma Capcom, cortesemente un trailer di Resident Evil 9 per piacere. Square Enix, un trailer di Kingdom Hearts 4 a sto punto. Nintendo, abbassi per il prezzo di sti cazzo di giochi di Switch 2. Sa, tutta una serie di cose che uno si chiede in quel periodo dell'anno, tipo Natale. Allora, mettiamo pure 400 a te e poi vediamo di farti l'aggiunta. Almeno tu adesso ti attivi. Ok, anche tu lavori tranquillamente. Voi mica già avete finito i soldi? No, avete ancora 400, 200 e 500. Ok, tu poi addirittura costi 100 al giorno. Oi papà, buone tette anche a lei. Buonasera, Papa, buonasera. Allora, qui non c'è da lavorare, ok. Trasta il processo. Va bene, quello ci fidiamo. Switch 2 me la prendo solo se annunciano Gesù Cristo Platinum. Non credo sia un gioco, Regen. Non penso neanche come DLC di qualche altro Ecco titolo, qua. quindi... Papa ti ha fatto un'altra domanda. Doom e Destiny, separati li conosco insieme, non ho mai avuto il piacere di conoscerli. Ok, spazzatura riempita. Qui stanno producendo. Lei ritira sacchetta. Quante sacchette hai fatto da oggi tu? Grande sacchetta. No, no, polizia, no, polizia, no. No, la Però perché lei può polizia. uscire a buttare la spazzatura e io non posso Perché uscire? lei può. Io esco lo stesso. Quante sacchette hai fatto? 4 sacchette. Allora, prima che ci vede la polizia. Allora, sono 21 dollari di qua. Sacchetta, non ti perdere. Adesso altri 21 dollari penso a sto punto. 23, ok, un po' di più. Ci raccogliamo pure i soldi di qua. Ok, così possiamo salvare e possiamo pure un attimino switchare, visto che ora
del nostro caro Dexter. No, mi ha bloccato nel muro, mi ha fatto uscire dall'altro lato. Vabbè, ma è un superpotere. Ragazzi, ci fate salvare per piacere. Grazie. Ok. Cardinal Prevost. Sparo un DM su qui apposta per un Q&A. Dopo mi devo cercare pure il titolo che ha detto Papa. Allora, nel frattempo datemi un attimo che switcho il gioco. Vediamo un attimino se stasera riusciamo ad andare avanti. Poi domani ci sarà qualcosa di nuovo, talmente nuovo, ma così tanto nuovo, che non sappiamo ancora cosa portiamo. Allora, switcho al principe. La Ivor Run, sì, la possiamo iniziare pure domani, volendo. Ok, allora domani mi setto Midnight Sun e facciamo quello, dai. Ce lo iniziamo piano piano, con calma e tranquillità. Hai pensato già all'aspetto grafico? No, vabbè, quello poi Ok, sì. ti verrà a sentimento? Sì. Ok. Oh, ok, allora il gioco è apparso su Meld. Ma saremo cattivi anche quando Deadpool ci fa quei bei discorsi sullo sterminare tutti e fare Tanto non casini se ne in fotte giro. un cazzo Deadpool, quindi. Ma quindi mo ce lo diranno tutti? Forse, non lo so. Va bene. Può essere. Va bene. Insomma, giorno 95. Allora, noi cosa dobbiamo fare adesso? Allora, ieri abbiamo risolto uno degli enigmi giù, signori e signore della corte. Attenzione. Sì, Regen, quando te ne sei andato. Abbiamo risolto uno di quelli giù. Ah, vedi, Papa ti ha fatto una bella descrizione, vai. Destiny in primis italiani, in secondis è un gioco in stile old JRPG, parodia molto carino. Ci sono anche dei sequel non riuscitissimi chiamati Dolce e Destiny Advanced che prende ispirazione da FF5 e Doom e Destiny World che è un survival. Aspetta un attimo, facciamo subito. Quello che hai scritto, che il bot te l'ha di nuovo bloccato. Aspetta, mo controllo io, aspetta un attimo. Che hai scritto? Ma no, solo per suca. Godo. Godo. Pensavo che cosa era successo. Godo, pezzo di merda quello, godo. Allora, mi metto il titolo, questo qua. Che non mi fai copia e incolla, scusami, carissimo. Allora. Ok, mi è uscito World che è l'RPG. Qui c'è tutta la situazione col pacchetto. Ok. Già, perché giustamente ancora devo fare l'ingresso dall'app. Ok, mi lascio la pagina aperta per dopo che ancora devo aprirlo dal sito. Godo. Ma è partita la guerra del godo all'improvviso. Suca sempre ragazzi. tu quello. Su. Allora, Gianmarco, cosa facciamo oggi? In che modo tentiamo di conquistare sta benedetta villa? L'ha provato? No, io onestamente no. Allora, l'avevo provato prima che formattavo il PC e mi dava un pochettino di problemi. Volevo riprovarmelo nei prossimi giorni, che se andava bene ci vorrei giocare. Solo che da come ho capito non è che sta andando proprio benissimo, mettiamola così. Ha fatto numeri alti, ma non quanto ci si aspettava. Allora, già, ma qui il piano è semplice. Non abbiamo un cazzo di piano. No. Dobbiamo trovare le chiavi. Una sappiamo che è nella music room. Sì. Dobbiamo trovare gli altri stemmi, le altre cose. Noi proviamo un paio di giorni, altrimenti qualcuno armato di buona pazienza e volontà, non che ci dà le soluzioni, ma indizi, e vediamo di trovare gli altri, perché di nostra intelligenza uno ieri lo abbiamo risolto perché abbiamo capito il sistema. Quindi per non farci serate intere nel girare a vuoto e non notare determinate cose, capiamo e ci fate capire dove sono le posizioni e noi li andiamo a recuperare. Jamox, domani sono a Napoli con un Kalashnikov. Allora, già ce ne sono tanti pure
Ti aspetto, pezzo di merda. Ma Vieni perché qua. dovete creare un incidente Vieni, ti diplomatico aspetto. tra le Vieni, regioni? vieni nella mia fottuta terra, vieni. Ti distruggo quello. Ma perché manca il segnale, quel rumore? Ah, ok, vabbè. Ormai che c'è il microfono devo aggiungere anche dei piccoli effetti sonori ogni tanto. Allora. Ah, aspetta, la stanza fuori, aspetta. Vengo a invadere la tua terra. Vieni, No, ci che hanno c'è? provato a fare l'invasione del sud e non è andata tanto bene. Lascia stare, evita. Non è fattibile, fidati. Allora, a sto punto mettiamo monetina qui, che un giorno recupereremo in qualche modo. Stanno là, è un gruzzoletto. Allora, galleria fatta e dovremmo trovare cassaforti. No, ragazzi, non sono di Casart, sono di Napoli E piena. cassaforti. Sono proprio Napoli, quindi non vengo da Caserta. C'è la tomba, così possiamo provare a fare la fiamma di nuovo e vedere di aprire giù. Tanto la keycard dovremmo già averla, no? Perché non abbiamo trovato. Se c'è la riuscito Garibaldi Forken. posso farcela anche io. Questo pure è vero, quello, però non Però so. Garibaldi avevi 1000, tu quanti ne hai? 999. Se ne hai meno di 1000 c'è un problema. Uno, per non prenderne 99. Per non prenderne da, perché poi così finisce. Esatto, sì. Un saluto a Dario Greggio. Dario Greggio non Chi è mo Dario esiste. È un'invenzione, però va bene. Non hai nemmeno la barba fantastica. Ragazzi, vero, visto che siete in tanti e dell'età più disperate, posso lanciare 2 secondi un messaggio sociale per uno schifo che ho visto oggi? Ben capendo che siete giovani, ai tanti e avete gli ormoni a 10.000. Allora, ho scoperto oggi, sono apparse sui vari social, ragazzi, segnalatele ste persone, vi prego. Stanno letteralmente, sono delle ragazze che applicano un filtro per sembrare come se avessi la sindrome di Down e si pubblicizzano per OnlyFans. Ora, uno dei miei migliori amici è una persona Down, ragazzo del villaggio, quello lì, quindi certe cose proprio non le transigo in nessun modo. Il problema non lo faccio a queste persone che non sanno vivere né trovare un altro tipo di lavoro in maniera decente, quindi cercano di fare soldi nei confronti delle persone in questo modo, ma io la colpa principale la do, che ho visto alcune delle risposte che poi arrivano sotto queste pubblicità, mettiamola così, e ragazzi non conoscete, anzi vi invito cortesemente, anche se avete l'ormone un attimino bello sovrappieno e dovete in qualche modo lasciarvi andare, esistono tante alternative anche gratuite e legali dove potete vedere donne che fanno cose, uomini che fanno cose, uomini che fanno cose con uomini, donne che fanno cose con donne, quindi tutti i vostri gusti sono ben assortiti, quindi non fatevi fregare né date agio, non salvate sti video, sti reel particolari nei segnalibri, non li condividete con gli amici perché comunque gli date potere di far girare sta cosa. Grazie. Stavo per vomitare quando ho visto quella cosa oggi, perché fanno proprio il contrasto. Guardo la sindrome di Down, però mi diverto su OnlyFans a fare la zozza. E poi ci sono dei frame dove si è visto praticamente che non è un viso reale, quindi non mi sembra il caso di scherzare su certe cose per farsi pubblicità su OnlyFans. Io vedo solo Lady Boy sui siti Va gratis. bene, vedi pure Lady Boy, va bene lo stesso, Regan, non è un problema. No, sì, è vero, tecnicamente ora una sorta di prostituzione è legale in Italia, sono state messe a, come si dice, è stata depositata come lavoro fattibile l'accompagnatrice, queste cose qua, quindi in realtà ragazzi questo... Cioè, siamo nel 2025, il problema non è il sesso in sé, ma il modo in cui lo si guarda e come lo si gestisce. La tua che cosa quello? La sindrome di quello? Che cos'è? È una sindrome, mo, quella Mi di quello. disallineo, no. Allora, l'importante è che non l'importante è che non prendi fuoco spontaneamente. Fino a là tutto a posto. Quello che cazzo dici? Quello non sto capendo un cazzo, quello. Si sta divertendo il microfono, sto notando. Ok. Mia Khalifa dici si riferiva a Mia, grande Mia, un saluto.
Saluto a Mila che non so che cazzo sta facendo mo nella sua vita. Sembra che stava facendo streaming, una cosa Ma del forse i genere. chinotti pure, però quello è un dettaglio. Se serve io sono disponibile. Ci sono già tanti video dove si mostra che li fa, quindi cioè non è manco Sì. quello il No, problema. un po'. Ormai Cioè, troppo ormai fare vecchi. certi mestieri, se fatti in un certo modo, cioè sto sentendo e non l'ho vista tutta neanche in maniera approfondita, ho sentito il casino che è successo tra il servizio delle Iene, Rocco Siffredi, le attrici, Sì, sta sì. succedendo un casino, ma prima stava sudando, ma non saprei. Capì? Allora, possiamo mettere. Magari suca ancora. Spero abbiate sentito, pezzi di merda. Abbiamo anche più monete che abbiamo preso i 2 potenziamenti ieri giù. E non c'è quello che ci serve. Però, E quando mai? però, un po' di cosine per Alla buttarci salute. Grazie, Papa. i soldi. Va bene così. Tu sì che sei una persona educata, Papa. Mica come E questi di altri. classe. Mica come queste altre bestie qua in chat. Allora, uno fatto. Oh, se scende tutte le classi una dietro l'altra, noi facciamo bello Che straccio serpentello. stai mangiucchiando da 40 minuti? Regen, in realtà nessuno di noi sta mangiando qui. Prima ho mangiato, Regen, mi sono mangiata la E merendina. adesso abbiamo preso il portapranzo, Sì. dopo mangiamo. Cioè, attualmente da un po' nessuno sta più. Ti ho detto, ho mangiato io, ma penso mezz'ora fa ormai, se non di più. Non so che stai sentendo. Allora, qui c'era la mappa, forse. Ecco qua. Coglione, Regen. Non era questa. Sei un deficiente. Non era questo libro, era un altro. C'è un po' di eco. È per quello. Oggi forse anche il mio, vedi un po'. No, adesso no. Aspetta, mettilo più così. Allora il mic. Che noi abbiamo l'effetto per la riduzione del rumore, solo che a volte fa interferenza con le app. Aspetta, facciamo così. Giamma, premi una volta il pulsante sotto. Sì. Qui? Sì. Ok. Allora, dite se ci sentite meglio o peggio così. Cavatelo. Come No, cavate? perché cavatelo? Fustigatelo. Oh, è uscita la galleria. Non ci serve un cazzo. Sì. Meglio. Meglio. Ok. Allora li teniamo cioè, la sera col filtro Sì, attivo. non abbiamo fatto niente di diverso in realtà. Noi stiamo facendo tutte le prove, perché ieri sembrava che andasse meglio senza, mo stasera ci dite così, ci stiamo regolando per le altezze e tutto, però comunque rispetto al microfono vecchio ci state sentendo meglio. Spero. No, anche perché sennò ho buttato i soldi, non vorrei pensare. Metal detector è qui, dobbiamo trovare solo la keycard. Torni con un po' di sale sopra e la morte sua. Garage, ginnasio. Meglio ginnasio per poter un attimino girare. E io lo oso l'attico qui con 8 oggetti. Ok, abbiamo preso anche un'altra stella e qui è uscito niente proprio di meno che una batteria, una gemma, un'altra gemma, chiave della box 149, già aperta mi pare. Lockpicks e un'altra gemma. Comunque vorrei fare un plauso al signor Vincenzo che dopo solo un mese è riuscito a streamare in 1080p. No, allora è uscito l'aggiornamento di Meld dove hanno abilitato un'opzione per... Aspetta, la dico pure per sicurezza, che così allora era questo, e che quando l'ho vista mi ricordava qualcosa per i 1080. Disattiva i B-frame. L'ho disattivata, quindi se voi mi dite che va pure a 1080 e tutto per bene, io vi ringrazio. Ma io così. Quindi grazie Meld che si è aggiornato e che fa andare bene le cose. Ma è stato questo il mio PC che ho formattato. C'è qualche altra cosa però, fermi tutti, fermi. 1080p a 60. A posto. Qualità l'ho rimasta standard, c'era pure un'altra chiave qua.
Qualità piano piano la stiamo migliorando, dai, si vede bello fluido, stiamo aggiustando le voci, quindi progressini li abbiamo fatti. Mamma principe perché ci metti la keycard e noi quella stiamo cercando. Pezzo di merda, anzi lo sa. Protolazzi, io sto qua. C'è qualcosa qui, monetina. Andiamo un attimino verso sud se riusciamo a fare qualcosa. Ottimo. Allora, security. Allora, Gianmarcone. Sono io. Gianmarcone. Noi avevamo fatto una foto a quella cosa dei monitor. C'era Allora, un biglietto. I tocchi di classe, Gianmarco. Guarda lo schermo questo qui. Sì. Vabbè. Oh, mi sa del soggetto, era Reagan, vero? Allora, sì, Reagan. Sì, quel disegno dei monitor che abbiamo visto ieri, Gianmarco. È la foto. Allora, Gianmarcone. Sono questi. Questo un pochino girato. Quindi è quello di sopra. Due, quindi è questo qua. E che c'è là? Dice c'è una A. Gli extraction. Che stanza è? Gli archivi. Noi abbiamo trovato la lettera. Ma che cazzo c'entra? Magari dobbiamo venire qua dopo che abbiamo messo gli archivi. Gli extraction shooter vi piacciono di Tarkov, per intenderci? Io non sono un fan. Allora, mi piace guardarli, giocato non ci ho mai provato. Volevo provare Tarkov qualche volta così, per divertire, per dire qualche parolaccia. Mi sicuro mi shottano alla fine uscendo col carico grosso, ma io sono avido, oso e mi killano subito. Proprio sicuro. 100% grandi successi. Sempre. No. Ti video di rimbalzo. Allora, 41. Ok, tutto attivabile. Questo, 5 gemme. Signori belli, ma voi avete portato Death Stranding? No, perché era non uscito in live, prima che iniziamo. Non sì. in live. Però il 2 lo avrete. Infatti è finito il 2 dal day one e qui. Senza di me, probabilmente, ma lo avrete. Al massimo qualche volta di sera io lo porto dalle 9 prima che lui viene e poi al solito orario attacchiamo con altri titoli. Però Death Stranding 2 ci sarà. Ci aspetta un mese di giugno bello divertente. Io voglio vedere gli annunci. Devo sapere che c'è ancora in serbo per me. Io vedo già da domani se riesco a preparare una sorta di mini calendario. Anche perché c'è anche Deltarune, Gianmarco. Vero, quello va fatto. Con Deltarune 3 e 4 una bella 36 ore per finirlo tutto. Quello io credo che Enzo, se gli fai fare una 36 ore, è morto dopo. Cioè non si sveglierà più. Se vuoi questo. Di Death Stranding soprattutto lì sarebbe un pochettino difficile. Un mattone. Per te solo una valanga di schiaffi, dice Reagan. E invece ve lo butto lì, Slade Princess, dice Papa. Conosci? Io non conosco. Ce l'ho pure, però non l'ho mai giocato questo qua. Ok. Allora, Papa, già questo già c'è. No, io sto mese, il mese di giugno, ecco, giusto per dare un pochettino di indicazioni, se tutto va bene, come minimo il giorno di Death Stranding, non dico una 12 ore. Ma vabbè, tanto non gli resta molto. Quello almeno muore per il popolo. Ho capito, ma possiamo partire da concetti dove io non vedo perché devo morire, ragazzi. Cioè, io lo posso dire, ragazzi, ma io sono Gianmarco, voi no. Vi svelo un segreto, ci arriverete pure voi. Io vi vedrò da lassù e da proprio direttamente. Ma con affetto, Do pure i numeri del Super Tu vai a finire nel Valhalla, però in mezzo a quelli cattivi. Vabbè, trovo un modo per sopravvivere, se si troverà. A combattere con le Valchirie e i miniponi. Ma perché tu metti al culo il miniponi? Questi poi sono dettagli, si vede come funziona là e poi un attimino si agisce. Lo metti per miniponi. Comunque, sto mese tra poi c'è la Pampurum che giustamente non ci serve. Oddio, in realtà aspetta, voglio provare a fare una cosa. Se io metto prima questa e qui c'era la console, però non è ancora. Non è che se andiamo al souvenir shop è acquistabile.
Non saprei. Tanto dopo c'è mano che va avanti. Non credo quello. Io me Noi ne sto vado. mese di giugno, Dead Stranding di sicuro, non dico la 12 ore, ma un bel po' glielo faccio, quindi ci mettiamo dal pomeriggio fino a quando non viene Vabbè, Gianmarco quel giorno ti posso concedere pure di continuarlo a oltranza se vuoi. e si galoppa e si gioca. Per la 12 ore te lo Deltarune faccio. lo facciamo al day one, Nel Taruno ci devo essere sempre. lo facciamo serale. Tutto. Al limite possiamo ricominciare in sti giorni, i primi due, Quando esce? 3, il 4 giugno. Esce fa una setmana, così. O difficile forse, quando hanno pure le altre cose Se che no ci ci vediamo un stanno. video riassunto per farci Ci un vediamo un recapino. riassunto magari. Ok. Se c'è pure Setti, vediamo di buttarci Per in il anche day Setti. one di Persona 5X pure penso che faccio almeno 5-6 ore fino a quando non viene Gianmarco, e mi sembra ci siano anche altri titoli che sto mese io volevo darci un'occhiata in un certo modo. C'è roba, ragazzi, c'è roba. Poi ci sono le conferenze, poi se riusciamo facciamo anche qualche appuntamento anche soltanto per parlare e vedere qualcosina. Metti che c'è qualche drop, metti che c'è qualche gioco nuovo che esce all'improvviso, vediamo un attimino cosa portare. Se non mi sbaglio, ragazzi, voi siete arrivati tutti dopo le conferenze grosse, quindi saranno le prime conferenze che ci vedremo insieme se ci siete. Che noi le vediamo sempre in live, sempre in compagnia. Silkson, ragazzi, non esiste. Silkson, E è io stato godo. cancellato tanti anni fa. Spero che non esca mai. Morite. È stato uno scherzo collettivo fatto a tutti noi, ma in realtà non esiste. Godo. Non lo so. Ma stai sbagliando. Una con voi l'ho vista. Regan, tu quale hai visto con noi? Regan, ricordami. Regan vedemmo i Game Awards a dicembre, se non mi sbaglio. Qua c'era già. Sono passati già più di 6 non mesi. abbiamo fatto le conferenze grosse. O c'è stato qualche state a febbraio, qualcosa a febbraio, gennaio? Sì, abbiamo visto qualche state of play, qualcosa. Facci sapere, Regan, che io non ricordo, ti dico la verità. Noi tra queste, la presentazione del Gamescom e quant'altro, per quanto possibile le portiamo sempre in live. Sì. A febbraio ho visto pure io. Ragazzi, non mi ricordo un cazzo. Però vabbè, Summer Game Fest è grosso. Qualche state of play, qualche evento Microsoft, così. Noi parliamo proprio degli eventi quelli grossi, Summer Game Fest. Fine dicembre. Allora forse erano i Game Awards, che ne abbiamo visto insieme. Poi se non mi ricordo. Allora, io tanto preparo il calendario e che facciamo una cosa un pochettino seria noi per questo periodo dell'anno. Io mi informo nei prossimi giorni per il calendario, vedo le date di quando ci sono le conferenze, in che orario, che siano di pomeriggio, sera o anche quelle di notte, cerchiamo di seguirle. Quindi io faccio il calendario, lo metto sia sui canali social al limite che cerco di metterlo nella pagina principale di Twitch. Quando ci sono quegli eventi, venite e ce li guardiamo insieme. Microsoft, Nintendo, Sony, Summer Game Fest, tutto. PC, se qualcosina pure esce. Io voglio la data di Pony Island 2 perché ci divertiamo. Quello proprio. Secondo me potrebbe essere uno che viene Tokyo Game Show ad agosto, la Gamescom. Ragazzi, quello che c'è da vedere, ci organizziamo qua e ce li vediamo. Fino a qualche anno fa lo facevamo da soli, ce li vedevamo sempre tutti insieme. Abbiamo aggiunto da un paio di anni comunque le live, riusciamo a farlo tranquillamente. 12:25. Bravo. Goat Simulator 3. E se non esce qualcosa di Resident Evil 9, do un urlo bello grosso. Ho detto io, ve lo dico, secondo me Summer Game Fest esce qualche mina grossa, ragazzi. Io mi sento che esce una casa produttrice che ci stiamo dimenticando palesemente tutti, perché capita sempre che vi dimenticate una casa di sviluppo, una che ha fatto magari pure bei giochi, ma voi ve la dimenticate che non ha fatto un cazzo. Quello sarà. Poi succederà quello, arriva una casa e fa: vi ricordate di noi? Abbiamo fatto Sfrunzil, ecco a voi Splatoon. Allora, a me basterebbe semplicemente 20. Una cosa, ma proprio bella semplice, la data di OD o un gameplay trailer, giusto per capire di cosa si tratta. Tanto già starò giocando a Dead Stranding 2, quindi 20 credo, 10. No, mi voglio a 3. Questo era
ha 3 cose, quindi cioè, ah, 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 parla, Spiragli? tafferugli, Oh, i momenti sono ormai maturi no, aspetta, 19, per un Resident Evil 9. 10, e anche tu Re che non l'avevi detto, Allora, aspetta, allora, 18, 3 strisce, no, nel senso stavo facendo, ok, scusa, vabbè, scusa. tanto sti cazzi, metti 10 prima lo Z, così me lo tengo sotto. Allora, è un +1, mo 18, le 3 strisce mi pare era rotonda per eccesso, tipo c'era l'esempio 2, aspettate, fammi vedere una cosa. secondo solo, ragazzi, che mi devo andare a rileggere come cazzo si magari facevano queste riesco cose. già a darvi delle informazioni. Allora, 20 già l'hai provato? non ricordo già, ma ti dico la verità. Ma facciamo, non è 20. Allora, Il primo è 10 e il primo lo abbiamo fatto. Nel frattempo, se trovo l'app, giustamente se la cerco, eccolo qua, il mio sito preferito. allora 218 diventa 220. No. 9? Prova 9 lo Z? allora solo un attimo che Vai, faccio vai. qua. Allora, vediamo un attimo se mi trova qualcosa. 9? No. Rignoffa. Allora, questo dice, esempio, 218 verrebbe arrotondato a 200. Ok. Quindi, perché è meno, quindi è, non è 9, è 8? Prova 8? No, allora ragazzi, aspettate. Allora ragazzi, vuol dire che se sull'intero quindi se questo 218 che è molto meno della metà fra 200 e 300, 1, forse 1 effettivamente. Rignoffo. Vai. Infatti era 1, bravo Reagan. Allora, ok, ho già anche qualche data, dopo ve la riesco anche a dire. Ok, e il principale ci è andato anche bene con gli orari questa volta. 20. Ok, 2 chiavi. A posto. Allora, mi sono fatto fare da Perplexity un attimo un elenco. Allora, la situazione al momento sembra questa, poi domani vado a controllare e mi faccio io l'elenco un attimino per bene. Allora, venerdì 6 giugno alle 23, quindi è pure orario nostro da canale, Sì. c'è la cerimonia d'apertura, quindi c'è il Summer Game Fest. Quindi noi ci mettiamo qui, dovrebbe durare 2 ore. Preghiamo, perché a questo punto ci resta da pregare, e vediamo un attimino quello che verrà annunciato. Ogni tanto riparte l'eco, so che si sposta troppo il microfono. Non lo so, non sto capendo, ti dico la verità stasera. O ci avviciniamo troppo. Aspetta, lo alzo un pochino, forse bisogna tenerli un pochettino più alti. Più alti ancora. Allora, diteci adesso, voi ripeteteci sempre queste cose fino a quando non riusciamo a capire con precisione cos'è. Poi se qualcuno è un tecnico audio luci e ci aiuta, siamo ancora più felici. Non posso fare l'eco. Meglio, ok, quindi forse è che li dobbiamo tenere giustamente più vicini. Allora, dicevamo, 7 giugno ci sono altri showcase relativi a giochi indie e quant'altro, ma da come leggo qui sono a luna di notte. mannaggia Kitamur, quello No, ti conviene, non c'entra non in ti questo conviene momento. usarlo in pubblico, se lo parere personale. Potresti rischiare delle ripercussioni. Quelle lì che sono a luna di notte e sono su indie e cose varie, ce le possiamo al limite vedere il giorno dopo o
nel pomeriggio. Developer è quella da vedere perché è quella più simpatica di tutti e Ci sta. cacciano pure bei titoli. Poi c'è il giorno 8, domenica, dovrebbe esserci qualcosa di Microsoft con Xbox Vabbè. e altre date comunque dovrebbero essere ancora annunciate. Il 6 giugno che giorno è? Venerdì. Va bene. Poi controllo domani per sicurezza gli orari perché gli ho chiesto gli orari italiani per le live e tutto, ma nei prossimi giorni vedo di fare un calendario appena ci sono le date precise. Cos'è ci fa girare i cazzi? Questo è il girabacchino, fai gira di qua, gira di là, tuo culo, tu le aviglia. Così potrebbe andare bene, lo zio. Che saliamo dal ginnasium se troviamo la keycard, ma al momento ce ne possiamo andare a destra. Okay. La speranza è che esce almeno la keycard negli armadietti nella locker room, anche se avete nero, questo ci aiuta. La laundry l'hai messa già? Non ancora. Ok. Che poi è diventata più utile col fatto che abbiamo tanti soldi. Mamma mia, è brutto, però sì. Mamma mia, bella, tutto sta... Questa palestra. Fa male la palestra. Mamma mia. Mamma quanto ha fatto. Fermati, indicatore, fermati. Che volevi fare con la laundry? No, non per adesso, dico in generale, mo' è diventata... Ho sgamato il codice dello studio. Mamma mia, rega, poi ce lo spieghi appena lo mettiamo. Perché mo col fatto che iniziamo sempre con tanti soldi, possiamo sempre convertirceli in chiavi se ci serve una run per aprire tutto. Quindi è comunque più utile rispetto a prima. Assurdo, la metto. Vediamo. Magari uscisse la keycard qua cazzi. sopra così. Questo naturalmente lo dobbiamo sempre collegare per fare la magica combo. No. Dai, ci serve. Raga, su che cosa hai studiato per arrivarci? Facci capire. Che strada hai fatto? Che purtroppo lo studio al momento non c'è. Allora, aspettate un attimo, mutati il microfono. Qualche tasto è? 2 volte quello sotto. Un attimo. Hugh Jackman. No. Allora Giorgio la immagine mai visto. Giannanzi. Ginetta ok, no.
Allora, ok. Allora, ma avete sentito mentre ero in giro? Giusto per capire pure che portabilità c'ha il microfono. Come faceva a sentire? Che mentre ero di qua non l'avevo rismutato, Ah. quindi sono andato in giro, non è che ho detto chissà che Sì, cosa. ma di merda. Ok. Quindi Comunque ha detto prendere Massimo fino a Reagan, di là. era un ragionamento abbastanza semplice in realtà, forse tu l'avevi detta sta cosa. L'unico riferimento che poteva essere era il pedone su D8, quindi 8 dicembre. E tu l'avevi detto il fatto della scacchiera, se non mi sbaglio, il pedone D8. Però poi non Allora, abbiamo vabbè, fatto ma niente. vediamo un attimino di arrivarci. Bravo Reagan, comunque, perché onestamente io Questo ci ha poldato, però possiamo ripoldarlo di non qua. ci sarei arrivato. Devo essere onesto, non ci avevo proprio pensato. Allora, noi dobbiamo soltanto vedere di trovare la keycard. Va bene, non volendo a sto punto. Se ci dai le gemme, top. Ehi? Dai, dacci il tesoro con l'upgrade disc, dai. Dai. Ho la chiave. No. Soldi e gioielli. Faccio tocca 25 e 3. Va bene. Ma sono scemo come una merda, non è vero, che non sei scemo come una merda, sei solo un cazzone, è diverso. Le hanno fatte carattere. No. Ok, ma che figa facciamo? Mo ci attacchiamo al cazzo. Ho fatto veramente un cazzo sta partita. Allora, abbiamo ancora qualche possibilità. Sto pensando a che altro c'era da fare. Ci serve soltanto che esca la keycard almeno. Ma a keycard che dovevi fare, perdonami? Dobbiamo fare... Ah no, è la lente di ingrandimento. Lente di ingrandimento. Col metal detector. Che quello però almeno ce l'abbiamo. Però abbiamo altre stanze che possiamo andare. Dalla Rocker, qui per vedere di trovare la keycard e salire di qua. Quindi no, dobbiamo fare così, dalla kitchen. Ma il coso per fare le fusioni l'hai messo così? Cosa per fare le fusioni? Aspetta. Workshop, ok, no, c'è. sta là basso, No. ok. È un po' lontanuccio, però c'è. Allora. Antani. Arugli. Via. Quello secondo me il tuo è lime e peperosa, secondo me. Con un po' di pane e riso. Pane e riso è sempre molto bello. E questi non sono. Ma non se ne aprono più. Questo era. Noi l'abbiamo trovata. Sì. Voi Grotto. no. Grotto. Pane e riso è molto buono, quello, patatine pane e riso. C'è un cazzo. Qui. Una gemma. Sono andate meglio le prime. Sì. Dai, gioco. No, perché devi fare il pagliaccio? Dai, facci uscire la cosa bella, le aridangate. Allora. Un Frank. Che cos'è un Frank, quello? Un Pips. Niente. Ci ha poldato di nuovo. Allora, però di qua ci ha poldato in 2 modi consecutivi. Vabbè. L'unica cosa da forse fare... una chiave era meglio tenerla, lo zio. Mi do una. C'è la laundry, possiamo vedere di convertire i soldi in chiavi. La laundry l'abbiamo messa di là, quindi fermi tutti di qua. Sta trozzi. Ah, un prank con la F. Beh, bello quello. Bello questo incredibile giocazzo di parole. Wow. Qual è? Questo qua. Vai, cambia moneta. Cambia tutto. Metti di là. Tu devi esplodere quello. Grazie ragazzi. Però in cuoricini. Non esplosione violenta, brutta, cattiva. No, cuoricini. Mo avete voluto il microfono anche a me e mo vi beccate tutti i rutti che faccio. E ringraziate a Dio che non vi faccio anche i piriti. Che poi là vi stono. Sappiatelo. Poi rischio anche io la morte, quindi cerchiamo di evitare. Ecco, la guerra è sempre inutile, in questo caso ancora di più. E ringraziate che sto bevendo della semplice acqua, perché se già era Coca-Cola, mo vi avevo già ucciso a tutti.
una morte proprio incredibile. Quindi sì all'amore, no ai fagioli. In questo caso qua in generale. No, i fagioli me restano Non tanto. no, mi restano un po' indigesti e poi mi cago addosso, non è il male. Questo sarebbe un problema anche Il durante microfono la non live. porta odore, sì, quello è vero. No, però la porta a me. Aspettate, il microfono non porta odori a voi che siete lontani, ma io che sono vicino all'odore, credetemi che lo porta. Aspetta qualche mese ci faccio la compilation, ti prego, quello, sì. C'è una mela. Ci sono soldi e gemme. Si chiude tutto. Fai foto. Sei o zero? 6 o 0? Melanzane o cubetti? Frozzi. Così. Un'arancia. Portuallo. Ed è stato Se preso. nazionale ma solo rutti di Gianmarco, 40 minuti di rutti di Gianmarco. Grazie, volete. Divertimento per tutte le età. Kirk Darren è uno pseudonimo. Che c'è un menzognero qui dentro. Ok. Di chi? Pseudonimo di chi? Parazzi? Senti, siamo abboffati di gemme. Ho capito. Bello questo incredibile armadio. Ok, li abbiamo aperti. Sono finiti? Tutti. Non ce ne sono Però più. dice che c'è ancora dell'altro. Aspetta. Come non ce ne sono più? No. Tafferugli. No, qua non sono più. Allora, o si è buggato o stiamo mancando qualcosa. La moneta della mamma. Ok, ultima stanza, Gianmarco. Vai, Loz. Cioè, proprio questa è proprio la chiusura perfetta, proprio o tanto o niente, tutte e due, una dietro l'altra. Che schifo. Fitta Pambrum, Lozzi a questo punto. Vediamo se possiamo fare qualcosa. No, e qua non possiamo modificare niente, Gianmarco. Allora. No, una cosa la puoi fare in realtà. Cosa? Noi mo siamo passati, abbiamo fatto là sotto, al momento non ci dobbiamo andare. Se vuoi ottimizzare, svuotiamo il reservoir, scendiamo giù e apriamo le ultime casse che sono rimaste. E ci finiamo totalmente anche la parte là sotto. Aspetta, ma se poi dobbiamo tornare lì dentro... E quello si può vedere anche dopo. È il momento per ottimizzare 26 chiavi, oggi è l'unica cosa che c'hai. Ok, sì. Ma allora... Se no, buttale. Tanto basta che facciamo... Tuzzi patruzzi, fezzi limbiluzzi. Facciamo così. No, non facciamo così, che questo è il tubo sbagliato, è il 2, quindi andare in qua. piscina e lasciare delle gemme nell'armadietto. Sì, cose di tutti i giorni, ragazzi. Ma sì, no, io pure svuoterei la pool. Vuoi Non la faccia... ci sono sempre le due casse. E possiamo farle tutte e due le cose, falle in ordine che preferisci. Cioè abbiamo i sottopassi per tutto. Ma il problema è che non c'è abbastanza... Perdonami. Che sta succedendo? Non era collegato. Sfatta come cazzo calambolo. Noi facciamo così. Mettiamo qua. E il primo è collegato sempre qui. Ci prendiamo questi altri due qui e l'hai tafferugliato e l'abbiamo fatto. Perfetto, possiamo anche andare. Allora, secondo ci conviene uscire, più che uscire andare giù da qui, dal coso, quindi gift, dalla foundation, e poi cercare di tornare qui dentro per avere un attimino pure. Non ha funzionato. Che avidità. Ci abbiamo provato. Principate no.
Quando il principe dice no, è no. Proprio un po' sapere niente. Allora, di qua. Di qua. Noi la ringraziamo. Sì, giustamente tutte escono le chiavi. Certo. Mi sembra giusto. Ok. Nel dubbio tocchiccio tutto, perché metti che spunta fuori qualcosa. Può succedere. Allora. Magari uscisse almeno fuori la lente di ingrandimento in qualche modo, ma dobbiamo rifare anche il super martellonzo per abbattere il Sì. muro. Infatti avevo pensato di andare là, ma è inutile purtroppo al momento. Allora, la barca già sta qui. Poi Allora, è rimasto questa qua rossa. va bene, grazie. Va bene. Questo aperto, questo qua. Va bene. Benissimo così. Ah, vedi pure tu. Va bene. Aperti, aperti, aperti. Erano solo questi qua. Già, Queste ma due qua. c'è questa qui. Lato di l'ha fatto. No, dovrebbero essere forse queste le ultime. Ok. E credo questa, sì. Va bene, va bene. Finite? Allora, Questa l'abbiamo aperta, questa abbiamo infrattata fatto. come la morte. Non ci sono altre stradine secondarie né altro. Oh, Aspetta, no, niente, no, questa no. era... Sembrava chiusa. Aperto tutto. Ok, queste qua fatte. Possiamo, se vuoi, giocare un pochettino con la piattaforma sopra e vedere nell'altra porta col catenaccio che cosa chiede. Che poi non ci siamo andati l'altra volta. Sì. Così. Di là. E dobbiamo un attimo girarlo però. Non mi ricordo, però mo la porta col catenaccio era sulla sinistra, ma non mi ricordo quale steps. Forse Però così. dobbiamo mettere la boiler già ma per andare sopra. Si deve aprire la porta dietro. Dall'altro lato Vero, figa, c'è la porta là. cosa. Quindi dobbiamo tornare per No, forza indietro. niente. No, che palla, là. Per controllare la cosa là ci serve la boiler. Vabbè, ma ho visto che ci sta uscendo comunque più spesso. No, sì, quello sì, quello sì. Stiamo vedendo un attimino pure di farcela diversamente. Vuoi fare la piscina a volo? O vuoi chiudere la run? No, e chiudiamo la run a sto punto. Ci conveniva andare per la pool di qua. Quindi tutto giù. Tutto di qua. E poi di qui. Ok, qui sempre diritto. Che di qua non possiamo ottenere più niente al momento. È un attimino prosciugata sta run. Eccoci qua. Dai. Ok, vediamo di fare l'ultima giornata per come Sì, ci va, viene. vediamo se troviamo lo studio così facciamo la cosa di Reagan e ci prendiamo pure la lettera. Poi dobbiamo capire le altre cassaforti dove sono. Non me lo chiedo. Ne sono 8. C'è Ne ancora abbiamo trovate 4 così. ufficio e quella piccola. No, ma io ho calcolato quelle che già abbiamo visto. Il problema è che ce ne sono altre che non abbiamo ancora visto. Sappiamo che sono 8 già, ma Guarda, dove cazzo può stare un'altra? Almeno un'altra. almeno dobbiamo trovare l'indizio che ci fa capire le posizioni. Allora, qui mettiamo questo. Guarda, prendo un po' di risorse all'inizio. E qui ci mettiamo questa che male non fa.
Allora, 58 monete, Gianmarco. Tranquille. Potenziali 40 e passa chiavi. Dobbiamo fare comunque pure la libreria per il libro nuovo. Infatti non c'è uscita manco la libreria. No, prima c'è uscito e abbiamo visto il libro, quello là che avevamo preso l'ultima volta, ma non era quello dove c'era la cartina geografica. Dobbiamo prendere un altro. Fatto caso. Non l'ho visto, ma niente. Abbiamo chiamato quello là che abbiamo comprato l'altra volta, e tra l'altro era l'ultimo se non mi sbaglio. Mettiamo questa. Allora, vediamo un po' cosa c'è. Allora, partiamo da qui e ci prendiamo tutto quello che c'è. A questo punto proviamo sempre a sinistra. Mappa del tesoro e compassione. La quarta dall'alto. Ok, vediamo se riusciamo ad arrivarci. Facciamolo qui. Dobbiamo soltanto sperare che ci sia qualche indizio buono nelle ultime cose che abbiamo ancora da controllare. Stiamo un attimino raschiando il fondo. Il fondo del batrozzo. Ci è andata male, quindi ora dobbiamo provare tutto dall'altro lato. Però, se troviamo la pala, ci potrebbe andare bene. Allora, Gianmaccio, colors. No, vaffanculo, non lo faccio io stasera, ammazzati. Bianco o blu? Mi rifiuto categoricamente. Non ha funzionato, Gianmarco, il sistema è rotto. Vedi com'è brutto. Vedi, avrebbe vinto Papa. Allora, la prossima faccio scegliere a voi. Di batrozzo. Che vuol dire batrozzo, secondo te? Dicasi batrozzo. Ecco, appunto, t'ha detto. Voi giocate al Divers 2? Ci abbiamo giocato. Ci ho giocato per un po', sì. Ah, è vero, ho visto che così la Superterra sta venendo finalmente attaccata. Gli Illuminati stanno attaccando la Superterra. Ah, la fazione nuova che hanno aggiunto, sì. È vero. Eccolo qua. Ottimo. Un altro tutto da aggiungere. Quello io poi la voglio però la compilation, te lo dico. Qual era l'ultimo? Aspetta. Ne penso ginocchio 2. Dovrebbe essere questo, The Curse of Black Bridge. Realm e Rune già stava qui ed era quello là. Orindia, sì. Queste sono le guide, questo è il New Clue. Sistema delle pompe, Fixed Star. Se fai col Cursed Bridge. Swimbeard è l'oggetto, il libro di storia dell'uccellino. The Curse of Bell Bridge. Sì, Papa, avevo letto il fatto della Superterra. Veri problemi. Allora voglio fare pure una prova perché non l'abbiamo mai effettivamente fatta. No, sbagliato, devo mettere l'oro. Hai fatto Zuruk. Già. E questo è un mezzo vicolo cieco. Allora, però. Un po' di tafferugli, dai. Però. O niente, non ci fa entrare proprio lì. Hanno aggiunto gli accessori alle prime. Minchia, hanno fatto big aggiornamento. Allora, vediamo se difendere sempre la Superterra. Allora 9. Che hai mosso novità? Ho bisogno di nuovo del sito. Dammi il tuo, che sto caricando il mio. Questo non c'è sul sito. Io come figa lo risolvo adesso? Dove ce l'hai Google? Allo zip qui, ecco, trovato. Allora, metto in incognito. Allora. Quindi continuano ad aggiungersi.
Ci lavorano ancora, lo faranno anche per le armi secondarie, anche se io spero di stratagemmi modificabili. Eccoti qua. Allora, qui da noi non ha piovuto oggi, ma nei giorni precedenti sì. Cazzo di acqua che ho preso. Trovato. Prendi i numeri, fai una giravolta e moltiplica tutto per 120. Allora, dammi un secondo. Questa è una double way. Allora, quindi questo dovrei fare 10. Hai scelto bene. Poi c'è Ma ti un spiego altro perché. simbolo. Allora, da me piove domani, Gianmarco cerca di disoneste, non è vero. Da me Oi papa, buonanotte. Buonanotte papa, ciao bello. Con un pizzico di grandine. Allora, Ma siamo a maggio barra giugno. Mo si applica lo stesso concetto anche per il centro, ovvero ci sono due simboli, parti prima da quello centrale e poi vai verso l'esterno. Quindi in questo caso, tipo 8 al centro c'è quadrato, devi fare il quadrato di 8, quindi 64. Ok. Con il rombo lo devi girare al contrario, che diventa 46. Ok. Quindi 46 meno 20 fa 26, che diviso 2 fa 13. Io vado 13. Allora, 9, dai tranquillo, è 9. Per partire si fa sempre 9. Questo era 9, 10. Allora, qui ho sbagliato qualcosa, mi sa. Allora, fammi rileggere, che forse ho sbagliato il rombo, magari. Notte, Sua Eminenza, abbiamo il Papa. Quello. Il rombolo. Blue, yellow, center, treble, outer. Bullseye, fuck, diamond. Allora, scusami, faccio prima il quadrato. 8 per 8. Devo fare il quadrato, quindi è 64. Che al contrario è 46. Meno 20 fa 26. Diviso 2 fa 13. Che cosa sto sbagliando? Non premo per non rifare la scena di prima. Cioè 8 per 8 fa 64, sto sbagliando. C'è anche la calcolatrice. Sto mancando qualcosa. Però la pagina là sul sito spiegava di farlo così. Quadrato, sì. Quadrato e rombo. No, da me pioverà, ma perché sta tirando vento caldo. È il vento del sud. Sì. Il vento dell'amore. Reagan, devi fare il quadrato del numero e poi devi usare il rombo, che cioè il diamond lo chiama, che continuano a diventare sempre più me lo sto piangendo quel matematica semplice. Sì, forse no. Aspetta, è arrivato il plot twist. Ok, Traz. Allora, Traz 46 Traz a tutti. diviso 2 fa 23, meno 20 fa 3, perché c'è prima il diviso e poi il meno, fa 3. Troppo zillo. Allora 10 meno 3 7 per 7 49, al contrario 94. Ho avuto sotto in gop più 6 fa 100, che diviso 5 fa 20. Hai risposto bene, bravo Giacomo. Sono il più forte. Bravo Giacomo. Il rombo, Reagan, prendi il numero e lo devi girare al contrario, quindi 64 diventa 46, 32 diventa 23, così. Gioco di merci. me. A Beautiful My Life sono diventato un mostro ormai, sono il demone.